Il problema è che cosa vogliamo fare di questa città, che cosa vogliamo che Venezia diventi da qui ai prossimi 50 anni. Vogliamo che continui ad avere un porto commerciale, vogliamo che continui ad avere un porto crocieristico o vogliamo dire basta, queste cose non sono più compatibili con questa città. La domanda posta dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, è chiara e per una volta il problema non è l'assenza di risposte della politica, ma l'eccesso di risposte della politica. Nell'accelerazione sul dibattito grandi navi a Venezia provocato dal disastro sfiorato domenica sul canale della Giudecca, si sono formati 3 partiti l'un contro l'altro armati. Regione e Comune sono per l'ampliamento del canale Vittorio Emanuele e l'approdo a Marghera, il Ministero Infrastruttura e Trasporti è per la deviazione della crocieristica a Chioggia. 2 fazioni alle quali se ne contrappone una terza che vorrebbe tenere l'arrivo delle grandi navi fuori dalla laguna, a Lido o a Malamocco. La tensione è altissima. Alla festa dei Carabinieri di Venezia, Luigi Brugnaro e il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro siedono a pochi metri di distanza con 2 stati d'animo diametralmente opposti. Il fermo sostegno di Toninelli per Chioggia ha acceso gli entusiasmi del sindaco dei 5 Stelle. Avevamo già sentito le associazioni di categoria che ben accettano l'idea della crocieristica delle grandi navi a Chioggia. Spero vivamente che il ministro Toninelli scelga Chioggia come sito ideale per portare la crocieristica per il prossimo futuro. Me lo auguro davvero. Da qua a pochi passi da lei c'è il sindaco di Venezia, Brugnaro, gliel'ha detto? Adesso gliene parlo e glielo dico volentieri. Ma deviare le grandi navi a Chioggia non suscita in Brugnaro lo stesso entusiasmo di Ferro. Il sindaco di Venezia parla di avvoltoi e ricorda i posti di lavoro che si perderebbero nella sua città. Quello bene, lo dirà a tutti quelli che lavorano, 5.000 famiglie eccetera, insomma. Questo è il sindaco di Chioggia, va bene così. 5.000 famiglie spostate a Chioggia sarebbero e comunque rimarrebbe anche a Venezia una crocieristica. Per chi come la prefettura di Venezia è chiamata ad un ruolo di mediazione tra le parti, non sono questi i termini per arrivare ad impostare un dialogo che è inevitabile. Non bisogna fare una questione di Chioggia o di Venezia, bisogna tenere presente che gli interessi sono molto più ampi, sia di quello che è il Comune di Venezia, sia di quella che è il Comune di Chioggia. Non possiamo ridurre tutto a una questione di campanile.